Ciao bambini, benvenuti alla nostra 12ª puntata. Ehi, chi è che ha acceso questa musica? Sei stato tu? No, io no. Beh, la lasciamo perché va bene con il tema di oggi, perché la nostra storia si svolge proprio anche in parte nel mare. Sì? Perché siamo vestiti al contrario? Ci siamo vestiti al contrario perché l'uomo della storia di oggi, il protagonista di cui non vi dico il nome ma forse già l'avete indovinato, ha fatto proprio il contrario di quello che Dio gli aveva detto. Andiamo da Francesco e Sara ad ascoltare la storia. Ciao bambini! Oggi vi racconterò la storia di Giona. Giona era un profeta. E sapete chi erano i profeti? Erano i messaggeri di Dio. E quella volta Dio aveva un messaggio speciale per delle persone che si chiamavano Niniviti. E disse quindi a Giona: Giona, vai a Ninive e di ai tuoi peggiori nemici che io li amo. No, non ci vado. Sono persone cattive che fanno cose cattive. Dovete sapere, bambini, che i Niniviti in quel periodo erano i peggiori nemici di Israele. E Dio allora disse a Giona: è proprio per questo che voglio che tu vada da loro, perché loro sono lontani da me, ma io non smetto di amarli e voglio dare loro una nuova possibilità. Li perdonerò se si ravvederanno. Ma Giona non era per niente d'accordo e fra sé e sé pensò: Scapperò in un posto così lontano che neanche Dio potrà trovarmi. Sì, questo è proprio un buon piano. Ma non era per niente un buon piano, anzi era proprio un piano sciocco, perché noi non possiamo scappare da Dio, perché Lui ci troverà sempre. Così Giona se ne andò via, seguendo il suo piano che non era proprio il massimo. E quando è arrivato al porto andò da un marinaio e subito gli chiese: Mi dia un biglietto per qualunque posto che non sia Ninive. Così Giona si imbarcò. Non passò molto tempo e iniziò a soffiare un forte vento che fece ondeggiare, sbandare e sballottare la barca e tutti sopra diventarono verdi dalla paura. Giona si svegliò all'improvviso dal suo letto. Come vedi, la prima cosa che andò storta nello sciocco piano di Giona fu che Dio mandò una gran tempesta. I marinai non riuscivano a guidare la nave. Stiamo affondando, urlarono, e cominciarono a buttare in mare tutto il carico, valigie, cibo e tutto quello che trovavano. Ora Giona aveva capito che la tempesta succedeva per colpa sua, così urlò ai marinai: Buttatemi in mare e la tempesta si calmerà. È l'unico modo per salvarvi. E così, 3, 2, 1, splash! Appena Giona toccò l'acqua, le onde si calmarono, il vento si fermò e la tempesta cessò. Così, proprio quando Giona pensò che ormai sarebbe morto annegato, Dio mandò un grande pesce per salvarlo. Il pesce ingoiò Giona, tutto intero in un sol boccone. Giona doveva aver pensato di essere morto, perché c'era così buio lì dentro che sembrava di essere chiusi in una tomba. Ma poi fiutò il cibo andato a male e sentì le alghe viscide rendendosi conto di essere ancora vivo. Era nella pancia del pesce. Seduto lì, al buio per 3 giornate intere, Giona aveva un sacco di tempo per pensare e si accorse abbastanza presto che il suo piano non era stato un granché, ma a dire il vero era stato proprio un piano molto sciocco. E così pregò: Oh Signore, perdonami per quello che ho fatto. Perdonami se ho cercato di scappare da te. E così, dopo 3 giorni, il pesce sputò Giona su una spiaggia sabbiosa. Proprio allora Giona sentì la voce di qualcuno che lo chiamava per nome. Vai a Ninive. Avete capito chi era? Era Dio che gli parlava. E questa volta però Giona rispose: Sì, questa volta andrò dritto a Ninive a raccontare il meraviglioso messaggio d'amore di Dio.
E così Giona corse a Ninive e in mezzo alle piazze più importanti della città iniziò a raccontare dell'amore di Dio. Le persone di Ninive ascoltarono Giona e cominciarono ad amare Dio e a pentirsi di tutto il male che avevano fatto. Impararono a fare ciò che Dio diceva e smisero di scappare da lui, proprio come aveva fatto Giona. Molti anni dopo, Dio mandò un altro messaggero a portarci il suo messaggio d'amore. Sapete di chi sto parlando? Di Gesù. E noi, come i niniviti, dobbiamo ascoltare quel messaggio d'amore. Ciao! Che sciocco che è stato questo Giona, vero? Ha pensato di poter risolvere tutte le sue paure e i suoi problemi imbarcandosi su una nave che andasse lontano da dove Dio gli aveva chiesto di andare. Invece poi la tempesta, l'hanno buttato in mare, un grosso pesce l'ha inghiottito e alla fine è rimasto solo ancora con la sua maglietta addosso, la sua tunica, dentro al pesce, disperato. Si può proprio dire che la sua vita aveva fatto un grande buco nell'acqua. Noi non vogliamo fare come Giona, vero? Anzi, vogliamo fare come lui quando si è pentito, quando ha capito che aveva sbagliato. Mi rivolgo specialmente a voi ragazzi più grandi. Voi ormai sapete veramente quasi tutto di quello che c'è scritto nella Bibbia, o ne sapete veramente tanto. Avete sentito 1000 volte le stesse storie, 1000 volte le cose importanti per arrivare a Dio. Adesso la cosa importante è di non fare come Giona e scappare, ma di metterle in pratica. Ed ora la domanda di oggi: si può scappare da Dio? La risposta ce la darà Letizia con un esperimento, guardate bene. Abbiamo visto che... Che fai? Sto spiegando una cosa ai bambini. Perché? Perché sì. Posso aiutarti? Uffa, mi fai continuare? Va bene, sto qui zitta, va bene? Ok. Abbiamo visto nella storia che Giona pensava che si può scappare da Dio. Poi però si è accorto che non è possibile. Wow, ha perso la scritta! Nella Bibbia c'è scritto anche di qualcun altro che voleva scappare da Dio. Andiamo dai nostri amici Puppets che ce lo raccontano. Sì, andiamo! Papa Williams, you gotta follow where he's going. Gotta take you in the promised land. Papa Williams. Lella! 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 Mamma mia! Come farò? Bambini, per caso avete visto la mia pecorella Lella? Era qui un secondo fa e ora non c'è più. Lella! Lella! Bambini, mi potete aiutare a cercarla? Lella! Lella! Che succede, bambini? L'avete vista? Dove? Lella! Lella! Qui? Qua? Ah, allora è qui! Ah, è qua! Ma dove, bambini? Lella! Lella! Oh, eccoti qui! Mia bella Lella! Finalmente ti ho trovato! Power lambs. Power lambs. Meno male che è finita bene. Che fai? Ancora tu! Ho capito, sto zitta. Ok. Nella storia di Giona abbiamo visto che non si può scappare da Dio. In quella che abbiamo appena sentito della pecorella, invece abbiamo sentito che
Se anche ci allontaniamo, Dio è come un buon pastore e ci cerca. Wow! Bene, grazie Letizia. Allora adesso andiamo invece da Benedetta a vedere che lavoretto ha preparato per noi questa settimana. Un tenero pesciolino o un feroce squalo affamato? Un giorno di pioggia o un messaggio di speranza? E cosa ci sarà dentro questo pacco regalo? Ti voglio bene! Ci saranno monete d'oro in questo misterioso forziere? No, ma tanta simpatia! E questo tenero pulcino chiacchiera con il verme? No, aiuto, se lo vuole mangiare! Come avrete capito, oggi vi insegno come si fanno i disegni a sorpresa. Prendete un normale foglio bianco e piegatelo a metà. Ora piegate indietro una delle due parti. Il foglio è pronto per essere decorato. Io sto pensando alla storia di Giona. Disegnerò un grande pesce. Dobbiamo disegnarlo sulla piegatura del foglio. Ora apriamo il foglio e colleghiamo le parti del pesce creando una bocca grandissima. All'interno del pesce disegno un uomo in ginocchio. È Giona che è stato inghiottito dal pesce. Il nostro disegno è finito. Chiuso, aperto. Buon divertimento. Ciao! Per oggi abbiamo finito, ma manca ancora la canzone dei Puppet. Sì! Ciao! Celebra il re, esalta il re, muovi il cielo adorando lui. Celebra il re, esalta il re, insieme a noi. Batti le tue mani. La gioia del Signore è la mia forza. L'onore e la gloria, onnipotenza e maestà appartengono a Lui per sempre. Amen. La gioia del Signore è la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, onnipotenza e maestà appartengono a Lui per sempre. Amen. Celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo adorando lui. Celebra il Re, esalta il Re, adora il suo nome. Celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo adorando lui. Celebra il Re, esalta il Re, insieme a noi. Batti le tue mani. Celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo adorando lui. Celebra il Re, esalta il Re, adora il suo nome. Celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo adorando lui. Celebra il Re, esalta